Grazie della linea Tommaso, siamo come detto precedentemente con il presidente di Confartigianato Marca Trevigiana Mario Pozza, che saluto con una stretta di mano. Grazie Presidente per essere qui e cominciamo questa intervista un po' parlando di una barzelletta. La barzelletta è oggi fare impresa in questo paese, perché viene da ridere a un imprenditore che si deve ancora preoccupare prima di aprire un'azienda, quando riceve un pagamento sa già che metà lo deve dare ad altri, quando deve cercare di pagare un dipendente sa che deve raddoppiare la cifra perché lo deve dare allo Stato, però lo Stato chiede sempre e continuamente. Sì, è vero, noi abbiamo uno Stato che è socio, non è un socio alla pari all'interno delle nostre imprese, ma è un socio prenditore, perché oltre che a pagare le tasse abbiamo anche altri costi che sono molto importanti, che sono quelli della burocrazia. Noi perdiamo al mese una settimana dedicata solo per la burocrazia, quindi è doppia questa spada di Damocle che c'è su ogni impresa che ogni giorno apre le saracinesche, perché purtroppo non riusciamo a tagliare i costi della burocrazia. Avete appena indirizzato una lettera aperta ai parlamentari, io ne leggo alcune righe, cominciate così: gli interessi di bottega dei partiti in continua campagna elettorale, le vicende personali, le bugie sulle riforme sono cause di instabilità e continuano ad avere il sopravvento sulla ragione delle imprese, dei lavoratori e del paese tutto. Poi andate concludendo dicendo: rimettete al centro il paese con la sua voglia di crescere. Presidente, questa lettera è arrivata secondo lei ai destinatari? Ma questa lettera è arrivata, ma è arrivata solo per un senso a mio avviso, ossia come sostegno da parte delle forze economiche al governo. Questo è un sostegno al governo del Paese, non al governo di unità nazionale o di un colore o di un altro, un governo di emergenza. È un sostegno perché questo Paese ha bisogno di un governo. Ha bisogno di un governo per fare la legge di stabilità e ha bisogno di governo per fare quella famosa spending review che noi ci aspettiamo, in modo tale da poter tagliare un po' di tasse e di tagliare la burocrazia, che sono due pesi enormi, due macigni sulle attività imprenditoriali. Questo deve fare questo governo, altrimenti più avanti dovremo fare una lettera di dire: caro governo, ci hai deluso, non hai certamente l'appoggio delle categorie economiche, ma bensì è meglio che si vada a votare. Però nelle condizioni in cui eravamo in quei giorni lì non potevamo certamente avere una crisi di governo con lo spread che poteva salire, con a giorni la scadenza dei bilanci di fine anno e da presentare alla Comunità Europea senza avere una guida. Cioè, non siamo una repubblica delle banane, siamo nel bene e nel male uno dei più importanti paesi d'Europa e del mondo per la produzione e per il manifatturiero, il secondo in Europa. Eppure Presidente siamo in una deriva, siamo spettatori impotenti. Voi dalle vostre analisi c'è un po' di luce in fondo al tunnel, c'è una progettualità per farci uscire un po' da queste secche? No, noi avevamo delle speranze col governo tecnico, che ci fossero delle riforme, che ci fossero dei tagli alla spesa pubblica. Queste speranze sono andate deluse. È stato un governo di tasse e di provvedimenti molto restrittivi. Il governo che doveva essere il governo di salute pubblica, così come vogliono chiamarlo, adesso non mi viene in mente il termine preciso cui gli hanno dato, comunque questo governo di unità nazionale, perché qui abbiamo dentro quasi tutti, doveva dare delle risposte. Loro dicono è poco che siamo insediati, però siamo ogni giorno che al mattino si dice una cosa, al pomeriggio se ne fa un'altra e alla sera un'altra ancora. Noi andiamo oltre, andiamo a dimostrare che l'efficienza comunque si può raggiungere. Con un progetto ad esempio legato alle energie voi oggi state dimostrando questo, ce ne vuole parlare? Sì, noi proprio in questi giorni presenteremo una offerta che diamo ai nostri collaboratori all'interno delle imprese artigiane e alle famiglie delle imprese artigiane, ossia l'acquisto di energia elettrica e di gas a un prezzo calmierato, tra virgolette, convenzionato. Questo nell'indotto trevigiano porterà alle famiglie un risparmio mediamente di 100 e rotti euro, 113 euro su una bolletta di 800 euro, 1000 euro circa. Questi sono stati fatti i calcoli. Quindi mettiamo nelle tasche di queste famiglie denaro,
Questo è un cuneo fiscale che facciamo noi, tra virgolette, con il peso delle rappresentanze che abbiamo come sistema Confartigianato nel Veneto, quindi in ogni provincia del Veneto, e non solo, perché ieri c'è stata una convenzione anche con la Puglia, la provincia di Bari, il Confartigianato di Bari l'ha fatta anche lui, proprio ci dovremmo sostituire in questo momento, anzi ci stiamo sostituendo a quello che lo Stato non fa, mettere in tasca dei cittadini delle risorse, dei denari. Al di là di questo, Confartigianato continua anche ad agire sull'aspetto culturale, in modo da stare anche vicino a chi è in situazioni di difficoltà. Strani piani, i tempi dell'impresa, il senso della vita propone 4 appuntamenti. Presidente, noi vogliamo citarne gli ultimi 2, quello del 14 novembre a Treviso Teatro Sant'Anna, nuovi equilibri impossibili, fede, famiglia e impresa, con gli interventi di Don Alberto Bernardi e di Roberta Virago, e il 28 novembre a Oderzo Teatro Brandolini Rota, con nuovi piani, l'individuo e la società di fronte ai cambiamenti, con l'autorevole intervento dello psichiatra Vittorino Andreoli e di padre Roberto Giraldo. Insomma, anche questo è un lavorare per tenere unito diciamo, il tessuto sociale della nostra provincia. Sì, un'associazione indubbiamente deve tutelare e difendere gli interessi il più possibile dei propri associati, però c'è anche un altro aspetto che è quello della vita quotidiana che un'impresa vive e di conseguenza la famiglia. Quindi non possiamo esimerci da temi così importanti nei momenti di crisi in cui le famiglie nostre ogni giorno devono ovviamente combattere, dico tra virgolette, perché le difficoltà di fare impresa, le difficoltà di mantenere il posto di lavoro, abbiamo visto tanti casi di suicidi, abbiamo visto tante imprese che chiudono o che devono chiudere, e quindi stiamo cercando di andare nel territorio e di affrontare questi argomenti delle difficoltà, della tenuta sociale del nostro territorio, perché l'impresa artigiana vuol dire vivere assieme al proprio collaboratore, al proprio dipendente dal mattino alla sera, non è una catena di montaggio, hai le gioie e i dolori, li condividi assieme al tuo collaboratore, e quindi dobbiamo cercare di affrontarli con delle figure che ci diano un aiuto, un supporto, un contributo e un messaggio di speranza ovviamente per quello che ci aspetta e come affrontare quotidianamente le difficoltà. Presidente, io la ringrazio davvero della partecipazione a Cronache Trevigiane, molto interessanti le cose che sta mettendo in campo Confartigianato Marca Trevigiana, tante le riflessioni che possiamo fare sulle parole del Presidente Mario Pozza. Cronache è giunta al suo termine, come sempre ci potrete seguire anche sulla nostra web tv www.cronachetrevigiane.tv e dai nostri social network. Grazie ancora per averci seguiti.